Allora lei è un rappresentante di Affolletto, no? Che va in giro porta a porta per proporre la sua nuova scuola, no? E noi capita su una famiglia dei contadini, una casa in mezzo ai campi, proprio dispersa in mezzo alla campagna. E arriva su sta casa, smonta giù dalla macchina, Porcel che gira per il cortile e si avvia verso l'entrata di casa, porta aperta, il guarda, pavimento ancora quei piere di una volta, gaine che gira per la cucina. E vede una vecchiota lì su un canton sentata su una carrega, tutta vestita di nero, qua attraversa, col fazzoletto in testa, col fazzoletto, un fiato e baffi anche sta vecchiota, no, che lavora all'uncinetto. Scusi signorita, scusi, sono il rappresentante di Affolletto, volevo proporre qua il nuovo prodotto, la nuova scopa, se la vuole, se gli interessa, senza impegno, sala. Che poi la vecchietta si alzano. Aspetti un attimo, aspetti un attimo. Allora cosa fa? La va in sta, una buasa di vacca la vede lì appena fatta, no? La ciappa con una paia, la va per sotto, la comincia ad andare in cucina con sta paia, con sta buasa, no? La arriva in cucina, plof, la ribalta insieme a un tappeto, l'unico che aveva in cucina, no? E il tipo che fa, signora non si preoccupi, non se stai c'ho l'imbarazzo, guardi che penso mi adesso se entro un massimo 10 minuti, no? Che lascio tutto pulito, aspirato, netà, pulito e profumato, quello che resta qua per terra, mio magno mi, galla capio? Ah sì, allora signorito, spero che abbia tanta fame lo salo, perché qua la corrente non la cavi mio salo.